La Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un immobile fittato a 15 immigrati del Bangladesh, il locale in precarie condizioni igienico-sanitarie, 10 le denunce. Sorpresi 2 piromani dalla polizia a Rossano, sono stati arrestati. Il procuratore Facciolla in conferenza stampa dice normativa non adeguata. Manifestazione spontanea a Taurianova dopo il violento atto intimidatorio contro il sindaco Fabio Scionti. Nel centro del Reggino il presidente della regione Mario Oliverio che ha incontrato il primo cittadino. Incidente probatorio dinanzi al GIP di Paola, contestati 29 decessi nel nuovo filone di indagine, ma il numero potrebbe aumentare. Presentate nuove querele in procura, si tornerà in aula l'8 settembre. Dopo il caos vaccini, regole meno severe, alle scuole basterà la comunicazione dell'ASP, anche oggi file a Cosenza. Autista minacciato e costretto ad abbandonare il camion carico di sigarette, in azione 2 malviventi a Roseto Capospulico, indagano i carabinieri. Katia Ricciarelli, protagonista del Festival delle Serre a Cerisano, madrina della serata e talent scout. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, la cronaca in primo piano. Pagavano 100 euro a testa per vivere tra i rifiuti, 15 immigrati tra cui 2 minorenni. La Guardia di Finanza li ha scoperti a Paola in un immobile, ha denunciato 10 persone, l'immobile è stato sequestrato. I particolari nel nostro servizio. Dormivano per terra in precarie condizioni igienico-sanitarie. Per questo alloggio fatiscente alcuni immigrati originari del Bangladesh pagavano a testa 100 euro al mese. Quando i finanzieri della Compagnia di Paola hanno fatto irruzione nello stabile, ecco lo scenario apparso ai loro occhi. Cumuli di spazzatura, stanze sporche senza pavimenti né letti. La cucina era alimentata pericolosamente mediante una bombola a gas. I bagni e le docce in comune erano poste all'esterno della palazzina. Lo stabile era stato dato in locazione, ovviamente in nero, a 15 venditori ambulanti, tra cui 2 minorenni. Per questo immobile i locatari percepivano dunque circa 1.500 euro al mese. I finanzieri hanno anche richiesto un intervento sul posto di un ispettore dell'ASP di Cosenza, il quale ha effettuato un sopralluogo, confermando le precarie condizioni igienico-sanitarie dei locali affittati ai bengalesi, risultati incompatibili con le normali condizioni di vita. I cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso la caserma delle Fiamme Gialle per essere identificati. Gli inquirenti hanno così individuato anche 7 cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno. Complessivamente, al termine delle indagini, sono stati denunciate alla Procura della Repubblica le 2 persone che avevano dato in locazione l'immobile per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato, 5 clandestini per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano e 3 stranieri per detenzione di prodotti industriali recanti marchi contraffatti e ricettazione. Nel corso del blitz infatti sono stati sequestrati anche oltre 400 articoli fra scarpe, borse, borsellini, occhiali da sole e di note case di moda recanti marchi contraffatti. Adesso i canoni di locazione percepiti in nero nel tempo saranno calcolati e sottoposti a tassazione, mentre gli immobili per una superficie complessiva di oltre 700 metri quadrati sono stati sequestrati. 2 piromani sono stati sorpresi e arrestati a Rossano. Oggi conferenza stampa a Castrovilla alla presenza del procuratore Eugenio Facciolla e del questore di Cosenza Conticchio. Vediamo. Un'estate da record sul fronte degli incendi nella nostra regione, incendi che hanno distrutto le bellezze paesaggistiche calabresi. Il capo della Protezione Civile regionale, Carlo Tansi, qualche giorno fa ha parlato di una strategia criminale ben organizzata sul territorio. Gli ha fatto eco il vescovo di Cassano, Monsignor Francesco Savino, e il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Mimmo Pappaterra. E questa mattina si è svolta presso la Procura di Castrovillari una conferenza stampa per illustrare l'operazione di polizia giudiziaria effettuata dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rossano nei confronti di 2 persone di 41 e 23 anni autori del reato di incendio. I 2 venivano colti in fragranza mentre utilizzavano un accendino appiccando del fuoco a delle sterpaglie secche nell'area demaniale del torrente Citrea nel territorio del comune di Rossano, zona dove sono presenti delle abitazioni residenziali ed un istituto scolastico. Sotto la cenere, il caso di dire, c'è
soltanto, perché non è solo un problema di gente che va ad appiccare il fuoco, cosa che diciamo, siamo abituati a registrare durante il periodo estivo ogni anno ciclicamente, i cosiddetti piromani. Il problema è più diffuso, è più ampio e soprattutto è interessato zone del nostro territorio molto ricche di particolare vegetazione, soprattutto di boschi, aree boschive, che sono andate drammaticamente distrutte. Secondo un'analisi preliminare della Protezione Civile, la provincia di Cosenza risulta essere la più colpita con 2.549 roghi ed un incremento dell'85%. Ci vorranno 50 anni per ripristinare quello che è andato disperso. Non è solo, quindi soltanto un problema di incendio, è anche quello che ovviamente c'è dietro, che muove tutta una serie di interessi economici. La prevenzione paga, in questo caso la prevenzione ha pagato, ha dato un ottimo risultato perché c'era bisogno di assicurare alla giustizia piromani che hanno dato incendio ad un posto meraviglioso. Manifestazione spontanea a Taurianova dopo il violento atto intimidatorio al sindaco Scionti in piazza Municipio. Anche il presidente della regione Mario Oliverio che ha condannato con fermezza quanto accaduto. Vediamo. Dinanzi al municipio è la città che reagisce, dice no alla violenza. A Taurianova i cittadini si sono dati appuntamento alla manifestazione spontanea. Sui social la parola d'ordine è stata solidarietà al sindaco Fabio Scionti, bersaglio di un vile atto intimidatorio. Sui cartelli a chiare lettere scritto legalità e l'hashtag che non lascia spazio a interpretazioni, io sto con Fabio Scionti. Nel centro del Reggino è arrivato anche il presidente della giunta regionale Mario Oliverio, che ha incontrato il primo cittadino ancora sotto shock. Poi il sopralluogo nel giardino dove la notte scorsa un ordigno ad alto potenziale, secondo quanto verificato dagli inquirenti, ha distrutto l'auto della moglie del sindaco, una Toyota Yaris. Un boato sinistro che ha mandato in frantumi i vetri dell'abitazione e scaraventato a metri di distanza i pezzi di lamiera della macchina. Fabio Scionti è stato eletto nel 2015 dopo una lunga fase di commissariamento e dopo che per ben 3 volte il consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Nel lungo colloquio con il governatore il sindaco ha raccontato del rischio a cui sono esposti i suoi 3 figli, la sua famiglia e del tentativo di amministrare cambiando verso. Al primo cittadino sono state indirizzate nei mesi scorsi lettere anonime ed era stato ucciso il cane. Segnali inquietanti in una città che ieri ha deciso di mostrare l'altro volto e di stringersi attorno all'amministratore pubblico. A chiudere la serata l'intervento del presidente Oliverio che ha condannato con fermezza quanto accaduto. È stato importante che stasera qui spontaneamente vi siate ritrovati, ma è ancora più importante che di questa vicenda dolorosa, grave, se ne possa trarre una riflessione, un vantaggio per costruire una unità più grande della città di Taurianova, della comunità di Taurianova, perché guardate, a Taurianova come in tutta la Calabria, la stragrande maggioranza siamo persone oneste e questa onestà deve prevalere sulla cattiveria, sulla violenza. Ecco perché è importante l'unità del popolo e da stasera a Fabio Scionti voi state mandando un messaggio che non può essere il messaggio di una giornata, una tantum, un fuoco di paglia, deve essere l'inizio di un percorso nuovo. Incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari di Paola. Nel nuovo filone di indagine contestati ai 7 indagati 29 decessi, ma il numero potrebbe aumentare. Presentate infatti nuove querele in procura, per questo è stato disposto il rinvio. C'è infatti una richiesta di integrazione dell'incidente probatorio in aula. Si tornerà venerdì 8 settembre per completare il quadro indiziario. Vediamo.
Mentre si avvicina il giorno della sentenza del processo d'appello per i morti della Marlane, sentenza attesa per il 25 settembre prossimo a Catanzaro, nel Tribunale di Paola l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari per l'incidente probatorio, passaggio chiave del processo bis. 7, lo ricordiamo, gli indagati nel nuovo filone di indagine aperto dalla Procura paolana diretta dal procuratore Pierpaolo Bruni. Si tratta di ex dirigenti della fabbrica tessile di Praia a Mare, stabilimento chiuso ormai da anni, già coinvolti nel procedimento in Corte d'Appello. In primo grado, lo ricordiamo, le 12 persone coinvolte nell'inchiesta furono assolte. Nell'aula del GIP di Paola l'incidente probatorio si è aperto alla presenza dei legali delle 107 parti offese e dei legali degli imputati. Contestati 29 nuovi decessi, ma il numero potrebbe aumentare a seguito di nuove querele presentate in procura. Proprio per questo è stato disposto un rinvio. C'è infatti una richiesta di integrazione dell'incidente probatorio e così in aula si tornerà venerdì 8 settembre per completare il quadro indiziario. In quella data sarà inoltre affidato l'incarico al consulente del giudice che avrà il compito di effettuare 2 nuove perizie nell'area dell'ex stabilimento tessile. Si tratta di scavi e carotaggi per prelevare campioni di terreno e altro materiale sia all'interno della fabbrica che nella zona circostante. Inoltre sarà effettuata anche una nuova perizia medica per comparare gli esiti di quelle analisi con le malattie contratte dagli ex operai. Bisognerà accertare dunque se esiste un nesso di causalità tra le sostanze utilizzate all'interno dello stabilimento e i numerosi decessi per patologie tumorali contratte negli anni da chi in quella fabbrica ci ha lavorato. Nel nuovo procedimento saranno indicati anche i periti dell'accusa e della difesa. Il lavoro dunque va avanti per fare piena luce sui misteri e le morti di quella che è tristemente nota come la fabbrica dei veleni. Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico della Calabria sui vaccini. Nel documento è previsto che gli istituti inviino gli elenchi degli studenti alle ASP, intanto oggi file agli uffici dell'azienda sanitaria provinciale a Cosenza. Gianluca Pasqua, vediamo. È l'argomento della settimana e forse lo sarà anche per le prossime. La nuova normativa sull'obbligo delle vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni ha creato non pochi problemi ai genitori italiani e messo a rischio, cortocircuito, il sistema sanitario e quello scolastico. Ogni giorno di fronte ai centri di vaccinazioni si accalcano mamme, papà e passeggini per assolvere agli obblighi di legge, completando il percorso vaccinale, mettersi in regola, informarsi e capire cosa bisogna fare per evitare di incorrere nelle sanzioni o essere esclusi dalle scuole. È la prima volta, però immaginavo che stamattina ci fosse un po' di confusione, ma non pensavo che non si potesse entrare, anche perché ci obbligano a fare le vaccinazioni ma non ci danno la possibilità in questo momento. Purtroppo siamo costretti a farle perché lo Stato ci obbliga, non ci dà la possibilità di scelta, per cui aspettiamo e vediamo che succede, però la gente lavora, ovviamente non è che può venire alle 7:30 a prendere il bigliettino, con il rischio che poi ovviamente a scuola si va senza il vaccino. Oggi ci hanno risposto che i bigliettini sono terminati, per cui dobbiamo venire domani mattina alle 7:30 a prendere il biglietto, se siamo fortunati lo troviamo, altrimenti no. Davanti al centro vaccinazioni di Cosenza oggi la situazione è relativamente tranquilla. I numerini di prenotazione che l'ufficio assegna agli utenti sono finiti in pochi minuti e nonostante il centro sia aperto fino alle 12, i genitori in fila hanno poche speranze di riuscire a vaccinare i propri figli. I più sono disorientati. Mio primo figlio l'ho vaccinato, diciamo, finito a 3 anni, però con lui ancora sono a metà strada, però dici che sono obbligatori e quindi... Lei ha provato a contattare telefonicamente il centro vaccinazioni? Sì. Malissimo, non ha risposto nessuno. Hanno cambiato i numeri, però i numeri che hanno dato non erano quelli giusti, non rispondeva nessuno. Quanti bambini deve vaccinare? Lei, mia figlia e mia nipote, sono 2. Ha ben chiara la situazione, cosa manca? No, non ben chiaro nulla, infatti erano venute ma... Si è persa nei meandri dei vaccini. Sono persa nei meandri dei vaccini, sì, esattamente. Come tanti, penso. La novità del giorno è rappresentata da questa circolare appesa sul portone del centro. L'accordo tra la Regione e l'ufficio scolastico prevede che gli istituti inviino gli elenchi degli studenti alle ASL, che procederanno alla verifica della situazione vaccinale e contatteranno le famiglie per regolarizzare la posizione di chi non ha completato il ciclo vaccinale. E allora, perché affrettarsi e sottoporsi a file estenuanti, se si può attendere a casa l'eventuale convocazione? C'è un aggiornamento di cronaca, lo vediamo insieme sulle agenzie di stampa. 3 prostitute e 3 uomini si erano fermati a parlare
che si erano fermati a parlare con loro sono stati multati dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Rossano e del reparto prevenzione crimine di Cosenza, che hanno anche sottoposto a sequestro amministrativo le automobili dei tre. L'operazione rientra nell'ambito del potenziamento voluto dal questore di Cosenza Giancarlo Conticchio dei servizi di vigilanza e controllo in alcune aree del territorio dei comuni di Corigliano Calabro e Cassano allo Ionio, con particolare riguardo al contrasto della prostituzione sulla statale 106. Il sequestro delle auto e le contravvenzioni da 500 euro l'una sono stati fatti in base all'ordinanza del sindaco di Corigliano Calabro, che prevede il divieto di tenere comportamenti e atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad indurre alla domanda di prestazioni sessuali a pagamento, causando altresì interferenza con il regolare svolgimento della circolazione stradale. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Un furgone che trasportava sigarette è stato rapinato sulla statale 106 da due malviventi. Il furgone aveva da poco fatto rifornimento del carico di sigarette allo spaccio del monopolio nella marina di Amendolara per distribuire i tabacchi della zona, quando due rapinatori lo avrebbero fermato. Dopo aver minacciato con un coltello il conducente, lo avrebbero fatto scendere legandogli i polsi e si sarebbero impossessati del furgone dandosi alla fuga. Indagano i carabinieri di Roseto. Avrà altri 3 mesi di tempo la commissione d'accesso al comune di Lamezia Terme per analizzare gli atti e verificare eventuali infiltrazioni mafiose. Lo ha stabilito il prefetto di Catanzaro Luisa Latella, che, scaduti i 3 mesi, ha firmato l'allungamento delle indagini fino a dicembre. Era il 9 giugno quando si è insediata la commissione, all'indomani dell'operazione Crisalide contro la Cosca Cerra Torcacio Gualtieri, scattata il 23 maggio del 2017. Nell'indagine, lo ricordiamo, erano finiti anche 2 ormai ex consiglieri comunali. Un 55enne crotonese è stato denunciato dagli agenti alle volanti per incendio doloso. A seguito di un incendio nei pressi del Parco Piniera, la volante è giunta sul posto. Poco distante dal luogo è stato rintracciato il presunto piromane, trovato in possesso di 5 accendini e di materiale gommoso parzialmente bruciato. L'incendio, che aveva già interessato un'area di circa 15 metri quadrati, è stato domato dai vigili del fuoco. È stata disposta l'autopsia sul cadavere rinvenuto in una roulotte a Simeri-Cricchi nel Catanzarese. Sono stati i familiari dell'uomo a trovarlo senza vita. Da diversi giorni infatti erano preoccupati perché non avevano sue notizie. Sul corpo comunque non sono stati rilevati segni di violenza. Sul caso indagano i carabinieri. Il comune di Cosenza annuncia cambiamenti nel settore del welfare. Il nuovo assessore è Luciano Vigna, già assessore al bilancio. Vediamo. Dopo i recenti tragici fatti accaduti nel centro storico di Cosenza, il sindaco Mario Chiuto ha evidenziato la necessità di applicare un'azione più incisiva che possa arginare il disagio e la povertà. Tanti sono gli interventi già fatti nel corso di questi anni, ma tanto ancora resta da fare. Pur continuando nella politica del welfare distributivo e del welfare creativo, con il supporto delle associazioni di volontariato, è necessario aprire nuovi servizi per mettere in atto una campagna capillare di ascolto, per conoscere in tempo reale le situazioni di disagio ed intervenire subito. Abbiamo ideato l'apertura di queste porte sociali, saranno 3 nella città nei punti più difficili, uno sarà su via Popilia, l'altro a San Vito e uno nel centro storico, in modo da porci all'ascolto pure dei bisogni dei cittadini e in qualche modo quindi cercare di, laddove ci sono dei problemi, essere di aiuto. Rilanceremo ancora di più l'azione dell'amministrazione comunale, abbiamo già destinato somme importanti, abbiamo tagliato negli altri servizi, ma quelli che riguardano il sociale, la spesa anche sociale, intendiamo invece in controtendenza ulteriormente rafforzarli. Il sindaco Chiuto ha poi annunciato la nomina del nuovo assessore nella persona di Luciano Vigna, già assessore al bilancio e di comprovata capacità ed esperienza nella soluzione di problemi difficili. Giova ricordare che nel 2011, grazie alla lungimiranza del sindaco e alla capacità dell'allora assessore al bilancio Luciano Vigna, l'amministrazione comunale di Cosenza ha evitato il dissesto. Vigna proverà a far quadrare anche questa volta i conti, tenendo presente che lo Stato ha abbattuto del 50% il trasferimento ai comuni delle risorse destinate alle politiche sociali e che le richieste dei cittadini sono di gran lunga superiori ai fondi disponibili.
Se riorganizziamo bene le risorse, spendiamo ancora meglio e soprattutto, cosa importante per un ente locale, dare sostegno a chi realmente ne ha bisogno, e credo che raggiungeremo livelli di eccellenza che faranno anche invidia a tante città del nord. I vigili del fuoco hanno recuperato a Vibo una statua dalle secche del lago Angitola, un'operazione complessa che ha richiesto lunghe ore di lavoro. Vediamo. Gli strani effetti della siccità, si potrebbe dire, e così il lago si ritira e riporta alla luce una statua in bronzo. Secondo i primi accertamenti dovrebbe essere di età contemporanea, anni 80-90. Rimasta sul letto del lago dell'Angitola, la marcata siccità di quest'estate l'ha progressivamente portata alla luce. A fare la scoperta, del tutto casuale, un 47enne di Monterosso, Vito Ruscio, che si era recato sulle sponde del lago per vedere le tartarughe insieme al figlio, come lui stesso racconta. Questa scoperta come è venuta? Per caso, ero con mio figlio a vedere le tartarughe da sopra e ho visto delle mani e qualcosa di metallo, ma solo per caso. Un ritrovamento che potrebbe essere importante se venissero confermati alcuni particolari. Da un primissimo esame si tratta di una scultura ben definita e dall'anatomia ricercata. Sul basamento della statua è presente la firma AP e si pensa che la scultura possa essere parte di una collezione privata. È bronzo patinato, va bene, quindi chi l'ha realizzata è uno scultore che conosceva bene l'anatomia umana perché si esprime con dei tratti abbastanza sicuri. La statua è stata imbragata dai vigili del fuoco e portata sulla strada per consentire agli studiosi una datazione più precisa e comprendere la possibile provenienza, anche se serviranno ulteriori esami per stabilire con certezza la sua origine. Il recupero è stato fatto però con tecniche SAF da personale specializzato, come vedete alle mie spalle l'autoscala nostra dei Vigili del Fuoco, abbiamo calato un SAF, un speleo alpino fluviale, che l'ha recuperata imbragandola con delle corde. Una volta terminate le operazioni, la statua è stata consegnata ai carabinieri che la custodiranno presso la caserma di Maierato. Dopo l'emozione per il ritrovamento in operazione di recupero, infatti, ora tocca alle indagini dei carabinieri. Le verifiche e le analisi già avviate stabiliranno se si tratti di un'opera artisticamente significativa e dunque rubata e lì nascosta, o semplicemente, come in molti ipotizzano, un complemento d'arredo postmoderno di buona fattura certo, ma non di interesse artistico, sebbene ugualmente di particolare valore. Il Festival delle Serre di Cerisano prosegue con grande partecipazione. Ieri sera è stato il momento di Katia Ricciarelli, che lo ricordiamo è partner dell'evento. Vediamo. Il Festival delle Serre di Cerisano sera dopo sera continua a calamitare l'attenzione di tanti turisti e visitatori, attratti dalle molteplici suggestioni messe in campo dall'amministrazione comunale. Cinema, teatro, artisti di strada, musica ma non solo. Ciò che fa la differenza e rapisce chiunque arriva nel ridente borgo è l'attenzione, il calore e l'accoglienza che Cerisano riserva ai suoi visitatori. Durante queste serate tutti fanno la propria parte, non è solo provare a guadagnare, a tirare così un po' sull'economia locale, e far parte del gioco, contribuire ad allestire il paese con gli spazi, e tutti partecipano anche seguendo un filo logico, non buttiamo solo dei tavolini per strada, cerchiamo anche di costruire, di disegnare degli scenari che possono essere allettanti e piacevoli anche all'occhio, cerchiamo di avere cura dei luoghi proprio per dare anche un segno di distinzione rispetto alle classiche attività. Il Festival delle Serre è altro, è un'attività che vuole mettere il paese al centro e vuole rappresentare le bellezze del nostro borgo. Atmosfere uniche dunque quelle che si respirano a Cerisano e che hanno ammaliato anche Katia Ricciarelli, diventata da quest'anno partner del festival. Ci piace veramente tantissimo questo posto e ci siamo accordati con il sindaco perché volevamo tornare come parte, diciamo, integrante di questo splendido posto. Insomma, ci siamo inseriti nel Festival delle Serre e pur di esserci ci siamo introdotti dolcemente e abbiamo voluto fare questo concorso e questo corso, questo stage. Adesso abbiamo finito praticamente, fra qualche giorno tutto si chiude per quello che ci riguarda e poi faremo l'anno prossimo
la stagione lirica, cioè metteremo 2 opere con i ragazzi che sceglieremo appunto da questa esperienza meravigliosa. La masterclass, che ha visto la partecipazione di oltre 50 ragazzi provenienti da tutto il mondo, si è conclusa con la finale di 13 artisti e la vittoria del mezzosoprano Xenila Kubunova. Per tutti i finalisti ci sarà una parte nelle 2 opere, Il Barbiere di Siviglia e La Traviata, che saranno rappresentate nell'edizione 2018 del Festival delle Serre. Chiudiamo con il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Il grande assente di questa caldissima estate 2017, cioè l'anticiclone delle Azzorre, si è affacciato sul Mediterraneo, estendendo la sua influenza anche sulla nostra regione, dove pertanto stiamo godendo un clima gradevole, con cieli sereni o al più solcati da nubi comunque innocue. In ogni caso, a partire da venerdì, il veloce passaggio di una debole seccatura apporterà un modesto peggioramento che si concretizzerà a cavallo con la giornata di sabato. Per il momento comunque diamo uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime 48 ore. Giovedì per tutta la giornata passaggio di innocue velature da sud-ovest, più compatte sull'Alto Tirreno Cosentino. Temperature in ulteriore leggero aumento, rientranti nelle medie del periodo. Ora diamo uno sguardo a mari e venti. Giovedì bacini ionici crotonesi e meridionali mossi. Altrove mari poco mossi, anche se il Tirreno durante la giornata vedrà aumentare lentamente il suo moto ondoso. Venti da ovest deboli sul Tirreno, dai quadranti meridionali moderati sullo Ionio. Per ulteriori notizie e approfondimenti in tempo reale sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. Bene, la puntata odierna termina qui, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.